Buongiorno dallo Rosolina Mare, allora siamo qua al campeggio nord, siamo con un sacco, aspetti che qua si è bloccato tutto, un sacco di villeggianti e siamo per vedere il Cub e siamo con Vincenzo Inglese che è stato l'importatore del Cub, che è un gioco da svedese, da dov'è? Sì, origine svedese. Originalmente si gioca su tappeto erboso, delineato da gesso, invece io l'ho ideato per la spiaggia con campo ideato in stoffa. E quindi adesso proviamo a capire come si gioca. Allora, eccolo qua. Questo qua è il campo, allora, in mezzo c'è... Un re, una torre che si chiama re. Si gioca in 4 contro 4, 2 contro 2? Massimo 3 contro 3. 2 contro 2, 1 contro 1. Quindi adesso, Adesso è 3 contro 3. E cosa dobbiamo fare? Adesso il loro compito è abbattere i cubi avversari che sono a 10 metri di distanza. Sono a 10 metri dalla 10 prima 10 linea, o 5-5? 5-5. 5-5. Ecco, quindi devono lanciare. Noi magari è meglio che ci spostiamo, cosa dice? Sì, se no gli arriva un cubo. Sì, appunto. E vediamo, allora adesso loro tirano il tubo e devono colpire questi qua sotto. Qua siamo alla finale, quindi... Sperando che colpiscano in questo momento. È il bello della diretta poi, se non ce la fanno. Allora, quasi colpito, anzi quasi colpiti noi tra l'altro. Certo. Di là sono i due finalisti. Quello che ha tirato ora era il vincitore. Questo è il figlio del vincitore, che purtroppo non è qui, ma ecco, ha battuto. Ma cosa succede adesso? Adesso questo cubo verrà tirato al di là della linea di centro. Quindi dalla parte dell'altra squadra? Sì, dalla parte degli avversari. Ecco, ricordiamo che il 12 avete fatto la finale di tutta l'estate, Esatto. Adesso è quasi dimostrativa questa... Esatto, sì, è stato fatto un torneo internazionale Village Camping Rosa Pineta di Cub 2023, dal 5 al 12 agosto. È stato oltre che le partite, le finali, eccetera, era allestito da un picnic generale in spiaggia. Un festone. Un festone ogni partita. Aspetti Vincenzo che crediamo di capire cosa fanno, ci mettiamo qua in fianco. Sì. Ecco, hanno battuto il pezzo di centro, Sì. per cui se non veniva battuto non potevano tirare sui cubi avversari. Okay. Adesso quindi si possono tirare sui cubi. Esatto. Cioè una volta buttati giù tutti i cubi di là, Sì. di qua, cosa succede? Devono rimanere minimo con 2 bastoni in mano per poter tirare al re e vincere. Però devono battere anche il re. È il re, esatto. È complicato però. È abbastanza. È più facile giocare che spiegare le regole. Ma una partita cosa dura? Allora, la finale purtroppo è durata solo 6 minuti. Perché normalmente... sono stati micidiali. Normalmente dura anche da un'ora, un'ora e 40, dipende dalla bravura dei giocatori. Allora, i finalisti sono questi qua che ho alla mia sinistra o là in fondo? No, sono in fondo. Andiamo a vederli, dai, andiamo a trovarli. Sì. Magari... Cub, il gioco dell'estate, noi l'anno scorso abbiamo fatto già un servizio su questo, naturalmente come sempre il nostro accompagnatore, il nostro Virgilio era Vincenzo. Vincenzo ma per quel motivo lei è riuscito a portare... dopo andiamo a vederle. È riuscito a portare questo gioco qua di dov'è lei? Io sono di Limena, Padova. E cosa c'entra con la Svezia? Un villeggiante stagionale, per cui io sono nato per portare allegria e gioco in spiaggia per tutta la gente. Perché la faccio vedere. Ecco, Vincenzo è quello che ci porta... Mi accompagnano, sono tutti contenti, anzi ho una cerchia di amici che non finisce più. E chi ha tanti amici non invecchia mai. Spero, però i miei anni ce li ho. Grande Vincenzo. Allora Vincenzo, adesso noi interrompiamo la diretta e poi dopo magari in seconda battuta intervistiamo i vincitori del torneo del 12 e vediamo se riescono a buttare giù il re. Non è ancora ora però di buttare giù il re. Se tu mi dici, io gli faccio buttare giù, facciamo finta che hanno... Vediamo quindi l'operazione re. Okay. Attenzione che non gli tirino un cubo. Se questo qui non viene abbattuto, sì. gli avversari
guadagnano un vantaggio, una linea di vantaggio. Non tireranno più dal fondo, ma ecco, è abbattuto, quindi... Quindi parlo in io. Ok. Ecco i campioni. Ma c'è una regolamentazione sugli attrezzi, sulle misure? Sì, sì. I bastoni sono di 5 cm per 30 cilindrici, i bastoni. I cubi invece sono 15 cm per 5 e 5 per 5 per 15. Ma questi qua li ha fatti fare lei oppure si trovano su internet? Si trovano su internet, professionali a un certo costo, meno professionali ad altri costi, ma questi sono professionali. Perché Vincenzo non si fa mancare niente. Esatto, ha visto che ha battuto? Venga. Aspetti che... Voglio presentare alcuni dei vincitori. Allora, i vincitori del torneo. Allora, signor... Dei Liberali Carlo, Di dov'è? da Pianiga, Venezia. Allora, Pianiga Venezia, poi l'altro signore... C'è il figlio perché a casa non può venire. Allora, c'è in rappresentanza dell'altro figlio o un figlio? Il suo figlio o dell'altro. Ah. Quelli Piasin Diego. Allora, ma giochi anche tu sto gioco qua? Sì, ho preso questa passione di questo gioco qua all'incirca 2 anni fa, giocando con gli amici, e da allora ho continuato perché è veramente divertente. Gioco da giovani o da vecchi? Dì la verità. Non ha età, non ha età, può appassionare tutti. E ultimo ma non ultimo, Un altro finalista, Bacco Vladimiro, da dove? Padova. Allora qua Veneto, il Perversa, avete giocato internazionale, però il Veneto è più internazionale degli altri. esatto, specialmente Rosa Pineta e Rosolina Mare. Perfetto, vi ringrazio, andiamo a vedere poi le vostre coppe, complimenti per questo torneo che onestamente lui mi ha spiegato come si fa ma non ho ancora capito, però questa è un'altra storia. Io li farei tirare sul re. Sì, perfetto, allora ci mettiamo da questa parte poi così vediamo le coppe. Adesso nel finale prova a tirare sul re. Aspetta, dov'è? Trovo il re prima. Eccolo qua. Niente. Un errore. Un altro errore. Bello della diretta. C'è solo ancora? Distrutto il re, quasi come in una partita di scacchi. Allora facciamo vedere le coppe. Infatti in origine era scacchi di legno svedesi. Ah, si chiama scacchi di legno svedesi. Complimenti al signore e al giovane. Allora Vincenzo, il prossimo anno giuro ritorno ancora perché ormai mi sono trovato bene a parlare del CUB, e da inglese Vincenzo, l'importatore, aspetta che ogni tanto mi si gira qua la faccenda, l'importatore ufficiale del CUB, perlomeno Rosolina, è stato un piacere. Un piacere anche per me averla qui e aver registrato e rendere noto questo gioco al di fuori di Rosolina Mare. Grazie Vincenzo! Grazie a lei.